Buonasera a voi. Allora, in questo primissimo esperimento di video in notturna urge spiegare l'espressione napoletana piglià a cucire a fit, che io utilizzo nel video sulle casalinghe di oggi e di ieri. Mi state facendo fare pure straordinario, mannaggia capa vostra! Allora, il fatto è questo. Nell'Ottocento, ovviamente, non esistevano i mezzi di trasporto pubblico che ci sono oggi. Per cui le persone che si dovevano spostare su lunghe distanze, che non si potevano quindi fare a piedi, dovevano rivolgersi appunto al cocchiere in affitto. Cocchiere viene da cocchio, che è la carrozza. Il cocchiere non è altro che colui che conduce la carrozza. Generalmente li trovavi in piazza e ti prendevi la carrozza e andavi dove volevi andare. Non erano altro che i moderni tassisti. Tra l'altro io so che ci sono diversi tassisti che seguono la pagina, quindi approfitto per salutarli simpaticamente e calorosamente. Ora, non me ne vogliano i tassisti moderni, ma si vocifera che i cocchieri dell'Ottocento non godessero di un'ottima fama. Anzi, si dice che i cocchieri dell'Ottocento erano dei veri e propri cafoni, erano scurrili, volgari, avevano dei modi brutti, dei modi grezzi e che fossero anche spericolati. Infatti, ci sono due frasi legate a questa cosa cucire a fit. La prima, mi dovete consentire una piccola parolaccia, ma non è colpa mia, io riferisco testualmente quello che ho trovato su internet, quindi consentitemi questa licenza poetica. La prima frase, dicevo, collegata a questa espressione è: o cucire a fit, ti piglio con signoria e te lascio con dita e morte. Perché questo? Perché i cocchieri, nel momento in cui dovevano accaparrarsi il cliente, allora si prodigavano in parole gentili, Vossignoria, Sua Eccellenza, eccetera, eccetera. Poi, nel momento in cui a fine corsa si trattava di contrattare sul prezzo e di discutere sul costo della tratta, sulla tariffa, allora là nascevano i problemi. L'altra frase, invece, è quella là, sempre collegata a questo fatto, che dice che spesso i cocchieri, essendo spericolati, perché se ne andavano per Vico e Vicariello, e secondo me da qua deriva il fatto di andarsene per Vico e Vicariello, perché loro, per allungare il percorso e per chiedere di più, se ne andavano appunto nei vicoletti stretti. Allora spesso magari il cliente diceva: ma qua c'è male, e il cocchiere magari diceva: Sua Eccellenza, non vi preoccupate, se ci trasa la capa sottintesa del cavallo, ci trasa pure la carrozza. Ora, questa secondo me è un'emerita cavolata, permettetemi di dirlo, questa è un'espressione personale, un modo, diciamo, che ho io di interpretare questa cosa, quindi prendetelo con le pinze, perché io voglio dire, capisco che io mi posso appiccicare sul discorso della tariffa, eccetera, eccetera, ma se tu cocchiere tra Simendano Vica Street, no, e rischi pure di struppiare, e io ti dico: guarda che è pericoloso, tu mi rispondi: se ci trasa la capa del cavallo, trasa pure la carrozza. Io mi voglio dire, no, a capo del cavallo quando sarà tanto, se lo pigli faccia, se lo pigli l'ata sarà tanto, ma pure tanto, voglio dire, a capo del cavallo. A carrozza sarà 10 volte tanto. Allora secondo me picciò i cucchieri si appiccicavano i clienti, perché tu mi stai sfuttendo a me, mi vuoi far capire che se ci trasa a capo del cavallo, allora c'è da trasi pure la carrozza che tanto. Io mi sento sfottuto e normalmente, giustamente, che faccio? Rispondo e sta a cominciare, vabbè. Lasciate stare, fate finta che non ho detto niente. Questa è una cosa, un amico mi è partito l'embolo, ma insomma il discorso è questo: prendere a cucire a fit non significa altro che trattare in malo modo, trattare con modi di dire scurrili e volgari, in maniera scostumata. Questo è. Ma boh, io quest'altro ve l'ho detto, l'esperimento del video in notturna sembra che sia venuto bene. A proposito, ma mi scordava, perché le brutte facce verde e marioso che non trovano mai pace e stanno sempre a guardare al lato. Ho fatto il video in notturno perché sto arrivando al mare a prendere un poco di freschezza. Te, a faccia vostra!